È uno dei simboli di Padova, ma è pure tra i meno conosciuti da cittadini e turisti. La Specola è il luogo delle contraddizioni, ma anche per questo è unico in tutto il territorio. Anticamente questa era la zona più fortificata della città romana, alla biforcazione delle acque del Bacchiglione. Più tardi, nell'Alto Medioevo, la Torlonga, prima versione della Specola, inizia a svettare sul circondario, diventando anche sinonimo di sofferenze e prigionia sotto il dominio di Ezzelino da Romano. Coi Carraresi viene inglobata nel sontuoso castello cittadino, ma è solo con la Serenissima che diventa osservatorio, proprio verso la fine del dominio veneziano. Dal 1767, con il rinnovamento della struttura, questo diventa il luogo privilegiato da cui fare indagini celesti. Nasce così l'Osservatorio Astronomico, un'attività dapprima legata all'Università di Padova, poi indipendente dal 1923, grazie all'ingresso nell'Istituto Nazionale di Astrofisica, di cui è una delle sedi più prestigiose. Oggi la torre è sede del Museo La Specola, che raccoglie strumenti di astronomia usati in questi anni di esercizio, mentre nelle strutture che la circondano lavorano i ricercatori dell'INAF. Sono un centinaio, provenienti dall'Italia e dall'estero. Qui trovano laboratori di precisione e tanta esperienza. Nel futuro la riqualificazione del Castello Carrarese darà una nuova dignità a questi spazi, ma la speranza è che si vada un po' oltre. All'INAF servono ambienti più grandi per i suoi laboratori e la Specola deve essere vissuta maggiormente da padovani e turisti. Serve insomma riorganizzare gli spazi e aprirli al pubblico. E anche se Galilei non ha mai guardato le stelle da qui, senza dubbio la vista su Padova che la torre offre dai suoi 50 metri merita tutto il nostro stupore.